sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te. Sarò al sicuro in te. La tempesta arriverà, correrò più in alto insieme a te, salvi sopra di ogni avversità, sarò al sicuro in te, Signore, sarò al sicuro in te, Signore. Provi a fare la prima strofa, questo coprimi con la tua mano, oh Dio. La prima strofa. Quando, ok. Tente ma, sì, c'è una parola o qualche parola diversa. Vabbè, è questo. Era per farci stare con la tua mano, Dio, tutto nella battuta. Va bene, dai. Allora, adesso che è arrivato Florio, aspettiamo un secondo che arriva anche Valentina e Fabia. E vi chiedo di pregare per una donna, si chiama Roberta, avrà 65 anni e sta lottando tra la vita e la morte perché gli hanno fatto trapianto del midollo ma non sta funzionando. È l'amica di una nostra sorella. E così ci ha chiesto se possiamo pregare per lei, oltre che per Enzo, per Domenico, ringraziare il Signore per Caterina e continuare a pregare per Chas, per Sergio. Signore è un Dio potente, al suo tempo fa le cose e vogliamo credere che le fa sempre bene. Quindi vogliamo pregare proprio per questa ragazza e per queste necessità che ci sono, che il Signore stenda la sua potente mano come abbiamo cantato. Un canto di adorazione, di preghiera, se avete così poi. Alice quale? Dobbiamo trovarlo qua, sull'altra raccolta. Alice è sull'altra raccolta. Grandissimo, un blackout. Pace, se dentro me ho perso la speranza. Pace. E il numero 963, Alice. Dovrebbe essere questo. Va bene, allora possiamo pregare con questo inno. Vogliamo unirci insieme. Il Signore ci ha risposto tante volte e il Signore lo farà. Ci alziamo in piedi, sorelle. Chi può stare in piedi, chi è stanco o stanca, stia pure seduto. È il cuore che il Signore guarda. Alleluia. E facciamo anche una cosa, visto che siamo tra di noi. Il Signore ci sta dando l'opportunità di avere i fratelli di Gianluigi ogni domenica. Vogliamo continuare a pregare per loro, perché il Signore veramente tocchi i cuori. Credo che Gianluigi sono 40 anni che prega per la sua famiglia e in questa circostanza li sta vedendo tutti in chiesa. Preghiamo che il Signore tocchi i loro cuori in qualche modo, per la gioia di vedere ancora qualcuno della sua famiglia salvato. Gloria al tuo nome. 963. Alleluia.
tu sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me, se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché Gesù, tu sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai e in alto volerò. Gloria al nome tuo, gloria al tuo nome. Tu dai forza allo stanco, accresci il vigore a chi è spossato. Tu dai forza, Signore, al tuo popolo. Tu dai forza al tuo popolo, Signore. Gloria al tuo nome. Tu sei la nostra forza. Tu ordini la forza per noi. Gloria al tuo nome. Come dice la tua parola, tu mi dai la forza del bufalo, ci ungi d'olio fresco. Gloria al tuo nome, gloria, gloria al tuo nome, Signore. Tu dai forza agli ammalati del tuo popolo, tu dai forza agli scoraggiati del tuo popolo. Gloria al tuo nome, quella forza che viene dallo Spirito tuo, dalle tue promesse, dalla tua presenza. Ora la Namashanda, la Namakararayandea. Gloria, gloria al tuo nome. Ti adoriamo, Gesù, ti adoriamo. Sei la nostra forza, Signore. Gloria al tuo nome. Di valore in valore, di vittoria in vittoria, perché Dio è la nostra forza. Alleluia, 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 alleluia. Ora la Davarashanda, la Ramakararayandea. Re di gloria, alleluia, Re dei re, Signore dei signori. Meraviglioso, meraviglioso, Signore. Ti adoriamo, ti lodiamo, Signore. Benediciamo il tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Oh, Re dei re, Re dei re. Ore la darabara scenda la rabacalariandea rabaiandia. Gloria, gloria al vivente, alleluia, all'eterno Dio, all'eterno Dio. Oh, ronda che ne mai parara catarabara scendere le bere cararaiandea. Re di gloria, Re di gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Al vivente, al risorgere. Onda la rabara, scanda la rabaia.
gloria, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Rona bara Re di gloria, Re di gloria, Re di Karayanda la Rabaya, Shanamara Karayandea. Grazie Signore, grazie, grazie Gesù. Ora ne bene credere, bara scenda le revere Kaya. Grazie Signore, grazie, grazie. Grande e meraviglioso sei, grande e meraviglioso, grande e meraviglioso. Grazie Signore, grazie, ti adoriamo, ti adoriamo. Urranda kararabarabara sheila rakirayandea. Gloria al tuo nome, con gioia ti adoriamo, con vigore quello che ci dai tu ti adoriamo, Signore, con certezza sapendo che tu prendi piacere nelle lodi del tuo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Non a noi, eterno, ma al tuo nome sia la gloria, al tuo nome sia la gloria, al tuo nome, o Santo di Israele, al tuo nome, Re dei re, Signore dei signori, al tuo nome la gloria, Signore. Raladarabashanda la rabaya, Raladakirayandei la rabarashirika la rayandea. Gloria, gloria, gloria al vivente. Meraviglioso, meraviglioso Signore, glorioso Re dei re, Re la rabaradabaraya shirika la rayandea. Grazie, grazie, grazie Signore. Oh, rende che vedi scere per calarayanda la rabaya. Alleluia, alleluia. Viviamo sicuri, la tua presenza noi dare. Signore, cuore a cuore, alleluia, cuore a cuore uniti nel tuo amore, siamo puri agli occhi tuoi, nella colomba ci vediamo. Santo sei cuore a cuore, alleluia, cuore a cuore uniti nel tuo amore, siamo puri agli occhi tuoi, come una colomba ci leviamo. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Gloria al tuo nome, l'Iddio tre volte santo, l'Iddio creatore, l'Iddio liberatore, l'Iddio che consola i cuori. Alleluia.
Shanamara Kalaradarabara Scenda la Rabara Kalarayandea. Sì, sì. Cuore a cuore, uniti di un sol cuore, uniti in te, Signore, uniti nell'amore tuo, Signore, nella tua presenza. Urradabadara Kalarabara Scendere, Rebere Kalarayandea la Radarabaya. Meraviglioso, Signore, meraviglioso. Signore, quale gioia, quale grazia, quale privilegio appartenerti. Che la nostra vita è nelle tue mani, Signore. Alleluia, ti apparteniamo. Come dice quel canto, tu sei mio, io son tuo, figliuolo di Dio, più morte non temo. Ortamo, Signore, alleluia, alleluia. Siamo in buone mani, gloria al tuo nome. Gloria a te, gloria a te. Grazie, 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 Signore. Grazie Gesù, grazie. Meraviglioso, Signore. Meraviglioso sei, meraviglioso. Meraviglioso, Signore. Shanamara kalara darabara barabara shiri kalara darabaya. Rude balaraya tarakira yandeira rebere shiri kalara yandea. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Tu sei buono e generoso con noi. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome. Signore, grazie. 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 Oh, Re di gloria, Re di gloria. Manica di rabaya. Shanamara kalara Sikadarabaya. Shanamara Karadarabaya. Ubare Karadarabaya. Amen. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria a te. Amen, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome. Grazie Signore. Alleluia, alleluia. Amen, Padre, amen. Gloria al tuo nome. Shanamara Kalararabarayanda Larabarayashe. Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio, Rade Bedere Karadarabarabashiri Kalarayanda. Uri di Bidiri Karadarabarabarabarabarabarabashiri Kalarayanda. Urada Bakalarayashiri Kadarab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 ar
soffia su noi, un fiume di pace, un mare d'amore, una fonte, dai la tua gioia, Spirito Santo, riempici Spirito Santo, soffia su noi, un fiume di pace, un mare d'amore, come una fonte, dai
Santo, riempie Spirito Santo, riempie Santo, riempie gloria al tuo nome, è il nostro desiderio. Spirito Santo, insegnaci a pregare, aiutaci a pregare, ad adorare Gesù. Alleluia, alleluia. Come si conviene. Rane marakalarabara da kararaya shega. Urrena marakadalarabara bara shanda larabakadarabara yandea. Ora la tabaka siri kalarayanda larabaya shega. Gloria, gloria, gloria al tuo nome. Metti la tua mano su questa donna. Oh, rendene che bere calaradara scenda. Metti la tua mano su questa donna. Nel nome prezioso di Gesù. Grazie, grazie. Grazie, Signore. Grazie, 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 Signore. Corra de vedere caratarabara shira cararayandea. Grazie, grazie Gesù. Sei degno della lode, degno della gloria, degno dell'onore sei Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Urrene che yavadi calaire di viri calaradara. Grazie Signore. Signore grazie. Signore grazie. Signore grazie. Signore grazie. Signore, avevamo una lunga lista quest'anno. Abbiamo iniziato l'anno con tanti bisogni, Signore, e tu un po' alla volta li stai evadendo, Signore, stai rispondendo. Signore, crediamo che come hai fatto finora continuerai a fare. Noi ne aggiungiamo ancora altri, questa donna Roberta, Signore, insieme. Signore, nessuno di noi la conosce, ma tu sai chi è e cosa è buono per la sua vita. Signore, se in quel paesino possa arrivare la testimonianza anche attraverso di lei, Signore, sia fatta la tua volontà. Manda una parola per guarirla, Signore. Manda una parola per guarirla. Dai a Annalisa, Signore, delle parole per consolarla e incoraggiarla nella fede. Benedicile, Signore. Così per Enzo ancora, Signore, una parola da parte tua. Grazie per come lo stai preservando, lo stai aiutando. Ma tu puoi ancora di più, come stai facendo con Domenico, Signore. Grazie per quello che abbiamo visto in Gianluigi e quello che stiamo vedendo con i suoi fratelli, Signore. Per quello, Signore, che hai fatto per Caterina, Signore. Oh Padre Santo, e anche per Charles, Signore, ti ringraziamo. Grazie per ogni risposta, non meritiamo nulla, non devi dimostrare nulla, ma nell'amore tuo continui, Signore. Dobbiamo pregare anche per Flavio, Signore, il marito di Stefania. Dio d'amore, manda una parola, e così per Sergio, Signore, una parola dal cielo. La miglior cura, la miglior terapia è una parola che viene dal cielo, Signore. Una parola che viene dal cielo, una parola dal trono della grazia, Dio d'amore. Perché su questo speriamo. Grazie per tutti i rimedi, ma quando arriva la tua parola non serve altro, Signore. Grazie, grazie. E ogni altro bisogno che abbiamo nel cuore, che forse ci dimentichiamo, li mettiamo nel palmo delle tue mani, ringraziandoti, Signore. Grazie. Dai forza ancora a Teresina, Signore, così anche a Lina, Signore, a Valentina, a Filomena, queste sorelle, Signore, anziane che tu stai mantenendo in salute. Vogliamo dare a te la gloria, l'onore e la lode, Signore. La lode, la gloria e l'onore, Signore, perché tu sei Dio, alleluia, sei tu che ordini la salute e la forza, Signore. Grazie, grazie. Rispondi anche al bisogno di Willy, ti preghiamo, perché tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Grazie, grazie. Insegnaci qualcosa dalla tua parola ancora. Nel nome prezioso di Gesù. Amen, amen, amen. Amen, cari. Vogliamo accomodarci.
Gloria a Dio, grazie. Bene. Mani pulite. Vi ricordate Mani pulite? Chi si ricorda Mani pulite? Alice no. Alice no, perché non c'era ancora Alice. Poi ti spiega il papà cos'è. Mani pulite. È un processo che abbiamo sopportato, ci hanno bombardato ogni sera al telegiornale, c'era Brosio che era lì davanti al Palazzo di Giustizia di Milano che doveva intervistare e dire tutte. Vi ricordate? Con Berlusconi, Craxi, le tangenti di Pietro, e Brosio era il cronista, che poi è diventato un mariano sfegatato. Dico questo perché dobbiamo finire le mani stasera, non mi è venuto in mente mani pulite. Va bene, dai, leggiamo ancora il nostro testo così lo impariamo bene. In Prima Giovanni, i primi 4 versi. Abbiamo già visto alcune cose di queste mani, questo agire per il Signore. Chi legge Prima Giovanni, capitolo 1, dal verso 1 al verso 4. Questi sensi della vita umana applicati spiritualmente sono coinvolti in quello che è una comunione, quindi un rapporto verso il Signore. Noi abbiamo parlato della bocca, abbiamo parlato degli occhi, ora stiamo parlando delle mani. Abbiamo visto che quanto è importanti sono le mani, il fatto di poter agire con le mani. No, se vi ricordate ci siamo fermati degli operai dell'ultima ora, che il Signore non vuole vedere nessuno pigro, ma che tutti siano affaccendati in qualcosa, e anche se è l'ultima ora, gloria a Dio, il Signore li va a chiamare perché non li vuole lasciare lì inoperosi. Abbiamo visto anche quanto è importante il fatto come si costruisce. Abbiamo letto in Prima Corinzi 3 il fatto che ognuno fa qualcosa, chi semina, chi pianta, chi fa le fondamenta, vale a ciascuno come si costruisce. E vorrei stasera portarvi a leggere una cosa molto bella. Nel libro di Esdra, guardate, questo impegno lavorativo per il Signore, che non è solo lavorativo nel senso di fare qualcosa, ma qui ci dà una bellissima illustrazione di come dovrebbe essere il nostro agire verso l'opera di Dio. Allora vi racconto questa giusto per farvi svegliare un po', nel senso attirare l'attenzione. Fratello Topi, che qualcuno di voi ha conosciuto, un giorno si trovava in Calabria e parlando con una sorella che aveva un figlio, diceva così: ascoltate, senza nulla togliere niente ai carabinieri, diceva: ma cosa farei fare a tuo figlio quando è grande? Vabbè, quando è grande, fra un po' sta facendo il corso per entrare nell'arma dei carabinieri, e se non passa, beh, ma che vada, farà il pastore evangelico. Cioè, per dire, come un ripiego di qualcosa, no? Il nostro lavorare per Dio non è un ripiego, ma necessita della primizia, il vigore, no? Che possiamo dare al Signore. Il Signore ci aiuti a non dare le rimanenze, perché Dio le accetta lo stesso, ma non se le merita. Cosa dite? Gesù è la primizia di Dio ed è stata data per noi. Gesù ha fatto tutto in vista di noi, non se aveva tempo, no? E quindi è bello che quel poco che facciamo, facciamolo con dedizione, non serve che facciamo tutto, non possiamo fare tutto. Nella Chiesa non esiste chi fa tutto, perché poi si sfinirebbe. Però quello che possiamo fare, mettiamoci tutto il nostro impegno, farlo bene. Stamattina sentivo una persona che diceva con un'altra persona: come ti trovi con tale?
guarda, quel tale lì è un gran lavoratore, fa tanto, ha solo in mente lavorare, solo che non fa le cose bene, per quanto faccia, poi deve ritornarci su e rifarle di nuovo. Dovrebbe imparare a fare una cosa, farla bene, finirla e poi cominciarne un'altra. Allora, nella Chiesa non ci sono gli specialisti, però senz'altro il nostro cuore ci dovrebbe portare a fare le cose per onorare Dio, farle bene. Ogni tanto non è il caso perdonate, mi dico questo così giusto per capirlo. Un fratello mi ha fatto riflettere quando avevamo allargato il locale di Bassano, e il Signore ci ha provveduto delle cose interessanti. Avevamo bisogno di 7 porte bianche e il Signore ci ha provveduto 7 porte bianche con una scorrevole. Perfetto. Avevamo bisogno di qualche altra cosa, in maniera miracolosa, come sempre il Signore arriva. E questo fratello a un certo punto mi guarda e dice: sai Beppe, c'è una cosa che mi fa riflettere però nella Chiesa, ma non in maniera critica, in maniera obiettiva. Dice, noi in casa nostra scegliamo le cose migliori, mentre nella Chiesa accettiamo quello che arriva. Dovrebbe essere l'opposto, che nella Chiesa dovremmo prendere le cose, scusate, più belle, non che vogliamo una Chiesa, però dovrebbe essere lo stesso. Quello che ci piace in casa dovremmo averlo anche in Chiesa, perché la Chiesa è la dimora di Dio. Allora voi lo sapete molto bene che a noi non ci interessano i marmi, gli arazzi, i decori, però le cose decorose sì. È minimo come casa nostra, come l'ordine, la pulizia a casa nostra, si dovrebbe portarlo in Chiesa. La dedicazione per il giardino di casa nostra, parlo per me, dovrebbe essere anche per il giardino della Chiesa, per dire una cosa, no? E questo dovrebbe essere importante. Guardate questo testo, è molto bello. Questo non lo dice un credente, lo dice un non credente verso un credente. Leggiamo. Esdra, capitolo 5, il verso 5, scusate, Esdra 5, il verso 8. L'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. C'è questa visione che questo servo dice di quello che sta succedendo nella casa del grande Dio, no? Questi fratelli che erano là, tornati dalla cattività, però facevano quest'opera con cura, in maniera ordinata, con grandi blocchi, proprio per dare anche stabilità. E poi nel libro di Neemia 4:18 fino al 21. E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: l'opera è grande ed estesa, e noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo: ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per fare la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano. C'è questa dedicazione che avevano, no? Erano impegnati là, stanchi, ma erano là. Chi faceva la guardia, chi costruiva, no? E c'è anche una parola per Alice, lei non si è mica accorta. Guarda, c'è una bellissima parola, Alice, per te là. Leggi l'ultimo verso che hai letto. Guarda, una volta mi ha incantato questa. Però leggilo, guarda. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani. Che bella questa parola di Neemia, i miei giovani, no? Cioè questo occhio di riguardo anche per i giovani, che non sono persone che sono incapaci, no? Sono persone che possono dare un bellissimo aiuto, perché i giovani hanno intanto
a volte più, come si dice, iniziative di noi, devono solo essere un po' accompagnati, ma è bello perché qua lavoravano tutti, giovani, vecchi, anziani, perché l'opera era comune. E quindi nell'opera di Dio c'è questa dedicazione, dedicazione si dice? Dedicazione, sì, per l'opera di Dio, fatta veramente con zelo, con attenzione, fatta per il meglio perché per onorare il Signore. Non che dobbiamo fare chissà che, ma quello che possiamo fare, fratelli, facciamolo bene per il Signore, perché è volto ad onorare il Signore. E poi ancora, sempre in Neemia, capitolo 6, il verso 9, mi piace tantissimo Neemia. Pensate, Neemia e Esdra non hanno mai fatto un miracolo, cioè nel senso Dio attraverso di loro non c'è una guarigione, non c'è una liberazione, ma sono due persone, scusate il termine, che si sono spaccate la schiena letteralmente per costruire l'opera di Dio. Cioè proprio con le mani, lavoravano come tutti gli altri, è fantastico questo qua. E hanno un bel posto nella scrittura e se ne parla molto bene di loro. È Neemia 6, verso 9. Vero, non importa quello che dicono gli altri, l'opera nostra è per il Re. Quando siamo stanchi, il Signore ci dà nuove forze. Leggiamo ancora in Luca 9, il verso 62. 62. Quindi le mani intese come un servizio per il Signore. Un lavoro che deve essere portato a compimento. Se non lo portiamo a compimento noi, fratelli, qualcuno si deve distogliere dal suo per compierlo. Però se quello che il Signore ci affida, o i fratelli ci affidano, ci mettiamo tutto il cuore, se io lo faccio bene, il Moreno fa bene, ognuno di noi fa bene, il lavoro sarà fatto bene. Perché siamo tutti mossi, dovremmo essere tutti mossi dallo stesso sentimento. Non lo leggiamo perché è troppo lungo, ma nel capitolo 2 di Neemia c'è una frase che si ripete quando parla delle varie famiglie. Dice per esempio Samuele e la sua famiglia, Willy e la sua famiglia, Sergio e la sua famiglia. Cioè c'è questo lavorare nell'opera di Dio per le famiglie, perché quando l'opera di Dio va avanti, e va avanti con la grazia di Dio, sono benedette anche le nostre famiglie. Perché noi lo facciamo per noi, come dice Paolo ai Corinzi, in noi sono benedetti anche gli altri, anche se per adesso non credono, non importa, ma è noi e le nostre famiglie. Difatti il monito di Neemia era questo: pensate alle vostre famiglie, fate questo pensando alle vostre famiglie, perché prima o dopo poi il Signore arriverà. Quindi questa dedicazione, questo desiderio è che possiamo fare bene quello che Dio ci dà. Allora, stasera vedremo ancora qualcos'altro. Una delle prime cose che il Signore chiede a noi non è la capacità, ma è la disponibilità. Se voi sfogliate la Bibbia, vedete che quando Dio parla con le varie persone, non gli dice cosa sai fare tu. Li chiama e basta. E la risposta che Dio desidera da noi non è io so fare questo, ma eccomi, sono qua. Desidera la disponibilità a fare qualsiasi cosa, perché poi vedremo alcune cose, no? È il fatto che il Signore ci chiami, non possiamo dire cosa devo fare, vedremo sul tempo, ma quello che si aspetta Dio è ecco. Poi quello che ci darà da fare dipenderà da Lui saprà collocarci dove c'è bisogno. Guardate, in Ecclesiaste 9, il verso 10, lo conosciamo a memoria, ma chi lo legge? C'è una cosa importante che ci insegna questo testo, anche se non vogliamo andare oltre al presente, che ci sono delle cose che poi ci mangiamo le unghie perché non le abbiamo fatte.
fallo adesso, perché non sai dopo se puoi farlo. Se il Signore ti chiede di fare una cosa, falla adesso. Penso che io sì, anche voi, credo che ci siamo rammaricati perché avevamo il tempo e anche la circostanza per fare una cosa, poi per negligenza, per paura, forse anche per pigrizia qualche volta, non l'abbiamo fatto e ancora stiamo pensando che abbiamo perso un'opportunità. Signore ci aiuti, quello che la tua mano trova da fare, mettici tutto l'impegno. Non serve che facciamo tanto, ma che lo facciamo bene, tutte le tue forze per farlo. Allora, ve l'ho già detto, voi sapete, per misurare lo spessore di un'amicizia come si fa? Chi si ricorda? Vi ricordate come si fa a misurare lo spessore di un'amicizia fra due persone? No, dai, non penso, gliel'ho già detta qualche altra volta. Volete qualche altro secondo? Poi schiaccio. Allora, è molto semplice e lo troviamo nella parola di Dio. Se io dico a mia moglie, potresti farmi un piacere? Mia moglie mi dice sì. È lo stesso per me. Se lo chiede un altro, c'è il rischio che mi dica cosa dovrei fare? Perché cioè si prende la libertà di dirti sì o no. Mentre se c'è questa affinità fra marito e moglie, o fra due amici, due fratelli, minimo di sì, certo, posso farti sì, dai, dimmi. Mentre se uno ha delle riserve, dice cosa? Perché in quel cosa devo fare c'è un margine di dire no, non posso, no, non sono capace. Mi seguite cosa voglio dire? E allora Dio si aspetta che da noi non gli diciamo cosa devo fare, ma gli diciamo eccomi Signore. Vero? Rendo l'idea, fratelli, è importante. Di Dio dovremmo fidarci perché non ci chiederà mai qualcosa di impossibile o per il nostro male. Dovremmo arrivare a quel livello di fiducia e arrendevolezza e dire sì Signore, adesso parafraso, va bene tutto, dimmi come vuoi tu, quello che vuoi fare lo faccio. È particolare. Allora, in Genesi 22:1 c'è questa parola che caratterizza delle risposte di certi uomini di Dio. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo, e gli rispose eccomi. Eccomi, era un po' che camminavano assieme, poi gli richiede una cosa sconvolgente, il figlio suo, no? Però Abramo aveva detto eccomi, si fidava di Dio. Lo usa con Isacco la stessa cosa, con Giacobbe lo stesso, anche Giacobbe un paio di volte, e Giacobbe dice eccomi, è bellissimo, è una bella risposta che possiamo dare al Signore. Senza star lì centellinare, ce la faccio, non ce la faccio, quando Dio ci chiama a fare qualcosa, ci dà anche l'opportunità di farlo. C'è un altro testo che leggiamo in Esodo 3, il verso 4, quando viene chiamato Mosè. Che si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò in mezzo al bruno e disse Mosè, Mosè, ed egli rispose eccomi. Eccomi, che bella parola, eccomi qua, fantastico. Allora, quando il Signore ci chiama a fare qualcosa, queste mani che ci permettono di lavorare per il Re, che ci permette di stare in comunione con Lui e gli uni e gli altri, dobbiamo dire che non tutti i lavori umanamente sono piacevoli. C'era il fratello Stripoli che anni fa, quando ero a Treviso, diceva, in uno studio che stava facendo, diceva nel tabernacolo o nel tempio, sapete che c'erano quelli che portavano un po' di sangue sull'altare, ma c'era una grande schiera di persone, scusate una deformazione professionale, che quando l'animale era scoiato e toglievano l'interiore, pulivano, c'erano persone che dovevano pulire tutto. Uno faceva una cosa, fra virgolette, semplice, gli altri che erano sempre leviti, ma dovevano pulire tutto il tempio, dovevano prendersi cura di tutto quello che erano anche gli escrementi degli animali, le corna degli animali, le cose che venivano bruciate.
Quindi non era solo il fatto del sommo sacerdote o di qualcuno, ma era anche tutto un altro tipo di lavoro. Alice, parlano ancora di te. In Atti 5 al verso 6. Stasera scusami, ma Atti 5 verso 6. Ci sono dei lavori che non sono proprio eccezionali, però c'è bisogno di fare anche questi. E poi sapete, la cosa bella è che sono tutti per lo stesso Re. Li facciamo per Lui. Chi legge? I giovani alzatisi ne avvolsero il corpo e portatelo fuori lo seppellire. Non è una bella cosa, ma i giovani si sono presi briga di seppellire Anania e poi sua moglie Safira. Penso che non sia proprio il massimo di aspirazione della Chiesa, però c'era anche quello da fare. E poi Atti 6, sempre il verso 2 e 3. Poi ho imparato una cosa, poi voi sorelle me lo dovete dire o no. Lina, poi mi dici se è vero o no. Atti 6, il verso 2 e 3. Sì. Non è conveniente che noi restiamo la parola di Dio per servire alle messe. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra di voi 7 uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito, di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. E poi anche il verso successivo, quanto a noi, anche quello successivo. Sì. Ecco, ok, allora non è che non l'avessero fatto, ma in quel momento c'era bisogno di qualcos'altro. Pietro e gli altri avevano un ministero diverso, se facevano anche il servizio alle mense veniva a mancare quello che era il ministero principale. Non è che non volevano farlo, dice non è conveniente, perché scusatemi, con tutto rispetto per tutti, magari anche se dovevano essere pieni di Spirito Santo, servire i fratelli potevano farlo anche gli altri. Diverso è il ministero della parola che te lo dà Dio per qualcuno, e anche questo ministero della parola deve essere accompagnato dalla preghiera, perché non era una parola sterile studiata all'università, ma qualcosa che Dio ti dava. Pensate che non avevano la Bibbia a quel tempo, dove sono l'Antico Testamento, quindi dovevano cercare da Dio quella che era la guida per il messaggio, per tante cose. E ora fra noi ogni tanto pastori si scherza, si dice: ma dove hai trovato questa predica? In internet? Perché schiacci un bottone, c'è anche l'intelligenza artificiale, ti prepara le prediche. Ma una volta, non avendo neanche il testo dove predicare, dovevano cercare il Signore, capire e fare quello che dovevano fare, insomma. Ma quello che volevo dire, questi 6 che hanno servito alle mense dovevano essere pieni di Spirito Santo. Allora, sorelle, aiutatemi, quando uno prepara da mangiare, fa il pasticcio, una cosa che lo gratifica è quello non di vederlo finito, ma di poterlo servire. Quando tu sporzioni, dai un po', perché lo hai fatto, ci hai lavorato, ci hai messo l'impegno e poi vuoi la gioia di poter anche servire il Signore. A volte succede che tu lo fai e qualcun altro lo sporziona, però poi alla fine ce la dobbiamo mettere via, perché tutto è per il Re. Vero? Valentina dice: a me non mi importa, basta che io faccia che altri, manco che mi faccio. Però per dirlo, ci sono dei lavori che magari sembra che quello dell'altro sia più gratificante. Sto parlando a livello della Chiesa, sapete. Però quello che ci deve gratificare non è che il mio sia più bello o più brutto, ma è che è per lo stesso Dio. Cioè necessita anche il mio, necessita il tuo. E se manca il mio o il tuo, l'opera viene un po' meno. E il Signore ci aiuti, perché dovremmo comprendere proprio questo qua. È in 1 Timoteo 5,10. Alcuni lavori proprio non bellissimi, però ci sono anche questi nella Chiesa del Signore. Il fatto che il locale sia pulito, fratelli, non è da poco, che sia in ordine, non è da poco, è qualcosa che onora Dio, no? Che sia sempre aperto, chiuso. Ci sono servizi, noi ancora siamo a un livello fra di noi, però servizi che ci devono essere. 1 Timoteo 5,10.
lavato ai piedi dei santi, guardate, sta parlando del quel servizio che è l'accoglienza. Quando venivano da fuori c'era una sorella che, quando questi venivano, i fratelli che andavano in giro, avevano l'accoglienza di queste sorelle che gli mettevano dell'acqua fresca per lavarsi i piedi pieni di polvere. Vi ricordate Gesù? Non dico che lo pretendeva da Simone, ma ha detto: ma io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato un po' d'acqua per i miei piedi. Mentre questa donna è un quarto d'ora che mi lava i piedi con le sue lacrime. Era una cosa da fare. E questa vedova dice che sia conosciuta perché fa queste cose. L'ospitalità. L'ospitalità è qualcosa di bellissimo se te la chiede il Signore da fare. Se no è una cosa che, scusate, è terribile. Ti pesa e corri il rischio di rovinare rapporti interpersonali con le persone. Cosa dite? Non tutti sono fatti per ospitare. Forse vi ricordate, ve l'ho già detto, un errore gravissimo che ho fatto è aver ospitato un fratello e averlo fatto dormire nel letto di mia madre perché lei non c'era. Per me era normale, il letto più bello. Quando è venuto a casa mi ha tenuto il muso per 15 giorni e aveva ragione. Cioè, io ero convertito, mia madre no. Io l'ho fatto all'ospitale, l'ospito qua, è stato qua. E poi l'ho fatto stare anche un'altra settimana, non ti dico che festa a casa mia. Mangiavo un musetto tutti i giorni finché non è andato via. Per dire che l'ospitalità è vero che è sacra, ma l'ospitalità non deve minare i rapporti fra marito e moglie o mettere in difficoltà le persone. Dobbiamo pregare, se ce la chiede il Signore stiamo. Bene, c'è un'altra cosa che voglio leggere con voi, Luca 10, verso 34. Sei stanca Valentina? Vedo mal di schiena. Sei un po' stanca. Vabbè. Sai che non sapevi mica dire così, vero? Dai, finiremo fra un attimo. Luca 10, 34. Bellissimo. Pensate che i primi fratelli, forse Sammy mi puoi dare un aiuto su questo, quando cominciarono l'opera dell'Arca Teen Challenge al centro Cades, non avevano uno stipendio, erano lì e vivevano per fede, accogliendo chi arrivava dalla strada che era rovinato. Questo qua si trova uno, non è bello lasciare le piaghe, chissà come l'hanno lasciato, caricarsi, sporcarsi, però ha fatto un servizio per il re. E allora ci sono delle cose, adesso mi dispiace dirlo, io forse sono la persona un po' più in vista, no? Però se io posso essere qua è perché qualcuno ha pulito il locale, qualcuno sta pregando per me, qualcuno fa qualcos'altro. Non l'ho scelto io, il Signore mi ha chiamato a fare questo, ma l'opera è per il re. E allora, Salmo 45, mi piace tanto il verso 1, il primo verso. Uno. Mi serve il cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per il re. La mia lingua sarà come la pena di un abile scrittore. Che bello, l'opera mia è per il re. Dobbiamo trarre un spunto da questo, parlo per esperienza. L'opera mia per il re e la mia gratificazione viene dal re. Perché anche Geremia faceva l'opera sua per il re, ma se aspettava la gratificazione dei suoi fratelli, non aveva un motivo per continuare. Ma lui lo stava facendo per il re e per amore dei fratelli, se le prese, l'hanno buttato nella fossa, l'hanno incatenato, ma c'era questo desiderio di onorare il re e ha continuato a farlo. Se viene a mancare la motivazione, finirà anche il nostro servizio. Perché vi posso garantire, cominciando da me, non sempre siamo grati agli altri per quello che fanno, anche nei nostri favori e nell'opera del Signore. La motivazione è in particolare, io lo faccio per il Signore.
e ho la gratificazione da Dio, perché l'operaio è degno della sua mercede. Poi, grazie a Dio, ci guardiamo in faccia. Noi siamo abituati a ringraziare i fratelli, a essere grati per quello che si fa, chi una cosa, chi un'altra. Ed è importante. Pensate, io credo, sono convinto che tutti voi pregate per me. E quello è un servizio che nessuno vede, ma che è importantissimo. E io prego per voi, io mi preparo per la Chiesa. È affar mio, però è un servizio uno per l'altro. Quindi tutti insieme lo facciamo per Dio. E quando è questo che ci motiva, gloria al Signore. Dico questo perché Paolo poteva dire, ce ne sono alcuni che lo fanno per il loro ventre o per il loro interesse o per arrivare a un obiettivo. Non è questo che ci interessa, è per il Re. E allora apprezzeremo sia, fra virgolette, scusate, una predica, sia un abbraccio, una parola di incoraggiamento, gli daremo sempre lo stesso valore perché serve per il corpo di Cristo. Corriamo il rischio, la società ci porta così, no? Che quello è più in vista, è più famoso, è più onorato. Gesù non ha questo metro di misura. Lui dice, un bicchiere d'acqua dato a un bambino ha lo stesso valore di qualsiasi altro servizio, per amore del mio nome. E finché la Chiesa ha questo equilibrio, ci sarà un profondo rispetto e una solidarietà sconvolgenti. Perché se io comincio a guardare male lui, o meglio lui di voi, roviniamo la Chiesa. Cosa dite, fratelli? È un attimo, sapete. Invece per me, dovrebbe per noi essere tutti uguali, tutti lo stesso valore, tutti lo stesso interesse. Perché il nostro servizio è per Dio a favore dei fratelli. Un'altra cosa e andiamo a casa. Dai Galati 1,10 e Giovanni 5,41. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi il quello di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vero. Pensate che neanche Gesù, ascoltate, questa me la porto dietro da un po' di tempo, neanche Gesù è riuscito a trovare il plauso di tutti. Anzi, erano più quelli che non erano contenti, eppure Gesù ha sempre fatto le cose giuste e per amore degli altri. Non ha mai cercato di piacere alle persone. Tanto che davanti alla debacle della Chiesa, quando sono andati via 5-6 mila persone, ai 12 ha detto, ma non volete andarvene anche voi? Non voleva avere un seguito, voleva fare quello che era giusto agli occhi di Dio. Poi quei 12, che sono una minoranza della minoranza, ha detto, Signore, tu hai parole di vita eterna, avevano capito cosa c'era in Gesù. E da quei 12, pur scalcagnati, poi il Signore ha fatto un'opera fantastica. Non ha detto, dai, state qua che domani mangeremo. No, questo è quello che c'è oggi. Ed è bellissimo. Quando la Chiesa comprende la motivazione, è bellissimo. 5,41 di Giovanni. Io non prendo gloria dagli uomini. Non gli interessava che qualcuno dicesse sei bravo. Quando gli hanno detto beate le mammelle che ti hanno allattato e quanto altro, là ha detto no, ma beato chi osserva la parola di Dio e la mette in pratica. Gesù non ha mai cercato l'approvazione. Ed è importante. Dobbiamo piacere agli uomini, dobbiamo piacere a Dio e non agli uomini. L'ultimo verso, prima Tessalonicesi 2,6, poi chiudiamo. Poi vedremo ancora settimana prossima. Questo per incoraggiarvi, fratelli, perché nella Chiesa a volte siamo incompresi, siamo non capiti, forse non è compreso il perché facciamo, perché a volte anche usiamo, scusate, anche dei toni un po' fermi per dire delle cose, ma se comprendiamo che Fabia lo dice per amore della Chiesa, accetto anche quella esortazione o quella riprensione. È così. Se invece devo cercare, va tutto bene, non è vero che va tutto bene. Quando una cosa non va bene, e dobbiamo dirlo per amore della Chiesa, se questo è il sentimento, non perché io sono meglio di te, non ho sbagliato, ma per amore della Chiesa, e questo ci porta a crescere, a rispettarsi, a volerci bene.
Credo che tutti noi abbiamo ringraziato papà per qualche scapaccione che ci è arrivato nel momento giusto, che ci ha messo allerta da certe situazioni. Chi legge questo? Dai che andiamo a casa. C'è una cosa terribile che ogni tanto passa per le nostre menti, no? Dopo tutto quello che ho fatto, guarda cosa che... Ma allora l'hai fatto per lui o l'hai fatto per il Signore? È vero che siamo esseri umani, no? Ci viene questo pensiero, ma come neanche un po' di gratitudine. Se dobbiamo guardare a Gesù, la gratitudine era una croce e 3 chiodi. Allora, non dico che dobbiamo cercare quelle cose, però dobbiamo superare certi momenti in cui a volte il nostro agire non è proprio così osannato. L'importante è che sia apprezzato da Dio. Poi alla fine è sempre il Signore che fa la differenza. Bene, dai, lasciamoci andare a casa, che la serata è pesante. Ci alziamo all'impiedi, poi finiremo, Dio piacendo, alcuni utilizzi delle mani la settimana prossima nello specifico. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo. Signore, grazie che ci dai anche la salute per fare qualcosa. Pensiamo a chi non può, Signore, a chi è a volte veramente paralizzato, non ha la libertà. Noi che possiamo ancora muoverci, Signore, fare qualcosa. Signore, ti preghiamo, dacci quel giusto sentimento, quel rispetto. Signore, quella gratitudine anche per chi ci serve, Signore. Che tu ci hai servito per primo, ma anche i fratelli ci servono, chi in un modo, chi in un altro. Vogliamo imparare a farlo uno verso l'altro. Grazie, grazie con tutto il cuore. Fa che radichi questa cosa nel cuore, che lo facciamo per amore tuo, Padre. Grazie con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen, amen. Amen, cari. Signore ci benedica. Non ci vedremo domenica, però vedrete domenica. Vado al mare, o mangiare il pesce a Venezia, va bene? A Mestre, vamo a Mestre. Vuoi venire a Mestre? Mi trovi là? Mi sta punzecchiando. Lo conosco io.